Vado alla volta con il precedente intervento della collega Frattaniera, dicendo che in questi anni il Veneto è sceso appunto dal secondo al quinto posto nella classifica della qualità dei servizi sociosanitari in Italia. Il Veneto ha smantellato i servizi della regione che si dedicano al sociale. Se voi andate nella struttura della direzione del sociale trovate pochissime persone, ma potrebbe essere un'ottimizzazione. In realtà la verità è che il sociale è allo sbando e lo sanno bene i comuni e gli amministratori locali quando non hanno nessuna risposta dalla regione. Ci sono tre principi fondamentali in questo ambito che riguardano i 3/4 del bilancio regionale. Primo, equità. Non possiamo pretendere da Roma di applicare i costi standard, lo diceva anche lei prima, se non li applichiamo all'interno della nostra regione. C'è una fortissima disparità e noi in questa area, il Veneto orientale, siamo gli ultimi più sottofinanziati del Veneto ormai da anni e nessuno ci ha dato risposte convincenti. Secondo, sostenibilità. I project financing stanno consumando risorse preziose che dovrebbero essere usate per i servizi. Chi ha messo i soldi, anticipato i soldi per il project, ha un ritorno economico di interessi che supera il 10%. Si poteva benissimo finanziare con una banca, con un fondo qualsiasi, pagando interessi molto più bassi. Terza condizione, l'appropriatezza. Oggi ci sono servizi sia sanitari, ospedalieri, sia sociosanitari che non sono adeguati alla domanda, quindi sprechiamo risorse. Ci sono aree che hanno ancora un ospedale ogni 80.000 abitanti. C'è bisogno di razionalizzare, ma in maniera equa. Non posso chiedere ai territori nemici politicamente di fare i sacrifici e a quelli che sono amici li lasciamo stare perché tanto loro ci combiniamo. Questo è successo in questi anni. Cosa proponiamo? Proponiamo innanzitutto che le risorse vengano redistribuite, più risorse al territorio, meno risorse all'ospedale, perché è sul territorio la maggior parte dei bisogni assistenziali della popolazione. Quindi 51% di risorse al territorio, 44% di risorse agli ospedali, 5% alla prevenzione. Oggi spendiamo 2-2,5% quando va bene. E la prevenzione sappiamo che anticipa molti interventi che poi costano molto di più alla collettività. Queste secondo noi sono le strategie importanti. Poi si potrà anche ridurre il numero di aziende ULSS quando i servizi del territorio sono ramificati e capillari per